La città di Padova onora una promessa con la statua dell'alpino che sarà posizionata al Parco Tito Livio. Un grazie per il loro infaticabile spirito di servizio, così ha spiegato il sindaco Giordani, che 4 anni fa, al termine delle celebrazioni per la fine della Grande Guerra, si impegnò con la sezione ANA di Padova. Questo ribadisce anche il vice sindaco Andrea Michalizzi. La nostra comunità è amica degli alpini e nel suo centenario la città di Padova, così come esiste anche in tante altre città d'Italia, gli dedica una statua. Gli alpini sono anche il simbolo di una generazione che ha combattuto una guerra anche contro la loro volontà, e oggi rappresentano il dramma di una generazione che ha affrontato la guerra, quindi tema anche attuale rispetto ai conflitti che ci sono oggi. In questo senso gli alpini sono testimoni di pace e che è richiamata forte nei suoi valori. La statua non è ancora ultimata, ma il bronzo realizzato dallo scultore padovano Ettore Greco è un omaggio all'alpino e alla sua storia, con il fucile e l'elmetto a terra. Assessore alla protezione civile impegnato nella gestione delle emergenze in città, il vice sindaco ricorda quale valore abbia la presenza degli alpini nei momenti critici per Padova e i suoi cittadini. Oggi gli alpini non sono solo memoria, sono anche un impegno civile di solidarietà, di aiuto, di sostegno che danno alla nostra comunità. La protezione civile è uno dei loro, come dire, delle immagini dell'alpino impegnato nelle situazioni di difficoltà. Noi siamo grati e rendiamo omaggio a queste persone che instancabilmente sono sempre presenti nei momenti di bisogno.